Buongiorno Renzo. Signor Maggi, lei è sempre sul pezzo. E sempre con il nostro ospite Giacomo Volente. Ma Volente, giusto, è un avvocato. Tra l'altro è un avvocato con l'argomento che vogliamo parlare. Valente è avvocato, quindi... nonché proponente di questo nuovo soggetto politico, eccetera, 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 che si chiama Polesine Riformista. Ma non parliamo di questo, parliamo di Rovigo. Rovigo è fondamentalmente la provincia più sonnolenta, qualcuno diceva anche la più noiosa, però ultimamente come si dice, è frizzata dal punto di vista negativo. Sì. Si parla di Maranza, che qua da noi che si pensava fossero cose dove si poteva parlare solo a Milano, Torino o Roma, invece anche noi siamo un po' ostaggi di questo. Allora chiediamo, da una parte a un conoscitore di Rovigo c'è un aumento solo mediatico su questo, se ne parla tanto, ma il problema non è così grave. E poi lo chiediamo all'avvocato come la vede la situazione dell'ordine pubblico a Rovigo. Allora, il problema della cosiddetta giovane Maranza si è appalesato a Rovigo nelle ultime 2 settimane. Però devo dire che c'era che all'inizio, a fine anno, si è appalesato così, in modo così zona rossa, quindi sulla zona rossa, ma con il fenomeno, con il protagonismo dei minorenni e di adesso. Allora non erano minori, allora erano maggiorenni. Ma il problema è semplice: Rovigo non è che è sulla Luna o su Marte, Rovigo è una città capoluogo con ragazzi che guardano come noi la TV, sono influenzati come noi dai fattori psicologici e culturali di tutta l'Italia e quindi risentono anche non dico che è una moda, però sicuramente dal punto di vista delle influenze comportamentali questo scatta. Si può fare, chiedo anche all'avvocato, si può fare anche un discorso antropologico, io seguendo poi i comuni della provincia di Rovigo, dove c'era l'immigrazione di seconda e terza generazione, la seconda generazione, la terza, non riusciva ad integrarsi e da qua nascevano anche dei malesseri e anche dei problemi dal punto di vista della sicurezza. I Maranza di oggi di Rovigo sono italiani, sono gente di seconda generazione, sono immigrati non regolari. Com'è la figura? Ma allora, adesso io non so precisamente chi sono i Maranza di Rovigo, però leggendo e ascoltando anche i telegiornali nazionali, questo fenomeno che è partito mi pare un po' da Milano, cioè la terminologia Maranza viene da Milano, non è per niente un fenomeno ricollegabile solo a stranieri, figli di stranieri, quindi i cosiddetti stranieri di seconda o terza generazione, anche perché abbiamo visto che spesso si sono distinti per condotte anche molto gravi figli di personaggi notabili dei salotti buoni delle città, quindi io non lo collocherei in un fenomeno, diciamo che un risultato di quella che è stata di etnia, di migrazione, cioè è un fenomeno negativo che sul quale bisogna riflettere proprio a livello sociale. Adesso una volta penso alle battaglie che facevano i radicali con Emma Bonino, no? Che dicevano ma nelle carceri, adesso allargo un po' la discussione anche venendo poi al tema del carcere di Rovigo, che è stato una sollevazione esatto, recentemente. Emma Bonino diceva, e io condivido, che nelle carceri vengono spesso riversate le problematiche di natura sociale che la politica non può o non vuole risolvere, ecco. Quindi penso che il fenomeno Amaranza sia un fenomeno che è l'esplosione di un disagio giovanile sul quale non possiamo più, come politica, ma chiunque per la sua parte, girarsi dall'altra parte. Tu che c'eri negli anni 70 e c'ero anch'io, c'era un'analogia tra i disordini degli anni 70, le brigate rosse e altro, cioè cambia solo l'ordine dei fattori, ma fondamentalmente
i comportamenti di allora sono simili a quelli di Marazza di oggi. No, c'è una certa peculiarità di allora e una peculiarità di adesso, figlia della stessa. Allora, adesso la politicizzazione non esiste. C'è solo Mentre allora la politicizzazione era cioè prima era politica la protesta e poi succedeva qualcos'altro. Beh, io negli anni 70 non c'ero, però da quello che ho potuto leggere, sono fenomeni, penso, completamente... non hanno una matrice ideologica. Quindi è il bisogno del giovane di farsi notare, può essere? No, è il bisogno del giovane di affermare le proprie esigenze, solo che quando lo fai con violenza, allora vai sulle pagine dei giornali. Ma lo fai con violenza perché hai necessità di farti notare? E quindi non trovi lo spazio per questo? Da parte è una minoranza, perché la necessità di farsi notare c'è sempre in qualsiasi generazione. Però noi figli degli anni 80-90, quando l'Italia era dal punto di vista economico molto importante, perché non c'avevamo queste esigenze? Quindi vuol dire che tutto è fondato anche su crisi economiche oltre che crisi. Certo, amico mio, la soluzione dei problemi delle famiglie, e quindi anche delle famiglie di seconda e terza generazione, se non avviene in un certo modo, determina tensione sociale, solo che, cosa vuoi, rispetto alla tensione di quegli anni è una lontana e pallida imitazione. Condividi, Giacomo? Ma sì e no, perché assistiamo anche a tanti fenomeni di violenza gratuita di gruppi di ragazzi verso altri ragazzi, magari anche con disabilità. Vediamo anche cose anche molto crudeli, molto, molto gravi, molto tristi, che poi vengono fatte con la finalità di essere filmate per poi farle girare. Quindi c'è l'esigenza di apparire. Non so, forse, ripeto, spetterà poi a chi è esperto della materia, sociologi, antropologi, non so, forse internet, i social hanno un po', a mio modestissimo parere, io sono ignorante in materia, però hanno portato a una sorta di perdita di valori e a questa, diciamo, esigenza di voler apparire per forza a tutti i costi, perché quello che conta è ciò che fai vedere, di fatto non dando valore a nulla. Cioè, mi dà come l'impressione che queste persone, questi ragazzi che compiono queste cose non hanno ben probabilmente in mente la distinzione tra ciò che è bene e ciò che è male. Cioè, quindi alla base forse manca proprio la capacità di dare il giusto valore alle cose umane, mi viene da dire, al valore cioè non capiscono che in quel momento stanno distruggendo una persona, una vita, cioè non lo so, perché tutto viene filtrato e per questo secondo voi non Sicuramente bisogna ripartire dall'educazione, dalla scuola e dall'istruzione, è da lì che bisogna ripartire. Allora, lo scopriremo solo vivendo. Ciao a tutti, Arrivederci.